Nasce il tavolo di coordinamento dei territori della Lega fra esponenti nazionali e dei territori regionali, la risposta al nodo della leadership di Salvini, discussione all'avanzata del generale Vannacci. La coalizione di centrodestra è solida, unita e governa un po' dappertutto, da Vannacci solo spot, i populismi creano disastri, così il senatore Gasparri a Trieste a margine dell'incontro con Lince. Narcotizzate e derubate dall'assassina del ghetto Erika Podmenic, sentite in aula le due vittime di raggiri della donna che ha confermato i fatti davanti al giudice. Malanza, droga e degrado, Piazza del Perugino ormai è un caso cronico con le urla disperate dei residenti durante la notte che chiedono un po' di pace e chiedono anche più sicurezza in zona. Il mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia è stabile, con livelli di occupazione importanti a livello maschile, in calo invece l'occupazione femminile. Olli in concerto allo Stadio Rocco l'11 giugno 2027 con la data zero del suo tour. L'annuncio sblocca lo stallo dell'impianto fra trattative con la Triestina e nessun evento quest'estate. Miramare riscopre l'antica strada carrozzabile rimasta chiusa per 40 anni e sarà presto fruibile a tutti i visitatori del parco. Buonasera e bentrovati all'edizione serale del telegiornale di Tele4 che cominciamo andando ad anticiparvi i nomi di chi sarà ospite questa sera nel corso della trasmissione Ring condotta da Ferdinando Avarino. Innanzitutto alle 21:10 l'intervista all'onorevole Anna Maria Cisinta, europarlamentare della Lega, poi alle 21:20 in studio il talk show con Everest Bertoli della Lega, Stefan Ciocco del Partito Democratico, Ugo Rossi di Futuro Nazionale, Antonio Lippolis di Fratelli d'Italia, Giorgio Sclip della lista Russo, Punto Franco. Il sondaggio: Vannacci farà perdere il centrodestra, per dire sì 04 22 16 26 691, per dire no invece 04 22 16 26 690, la chiamata è gratuita. Nasce il tavolo di coordinamento della Lega fra esponenti nazionali e dei territori, una mossa del Carroccio che appare come una risposta al nodo della leadership di Salvini in forte discussione e all'avanzata del generale Vannacci. Sentiamo. Non si sono fatti avanti, ha detto Salvini, su Zaia e Fedriga per la vice segreteria della Lega. Cosa sta succedendo al partito? Com'è che può essere riformato e quale sarà il suo ruolo? No, ma non ci sono ruoli né altro. Stiamo ovviamente facendo una discussione, ma la Lega continua a fare la Lega, continua a portare avanti ovviamente i suoi obiettivi a livello nazionale ed europeo e vogliamo andare avanti in questa direzione. Poi non penso che il problema siano ruoli. È evidente dal linguaggio del corpo del governatore Fedriga che il tema futuro in casa Lega sia scottante e in settimane in cui si discute di possibili successori di Matteo Salvini, con lo stesso presidente del Friuli Venezia Giulia tra i più invocati, e revisione dello statuto, ecco la prima decisione concreta. Lunedì si insedierà il tavolo di coordinamento della Lega, vi parteciperanno oltre ai 4 presidenti di regione, un rappresentante dei presidenti dei consigli regionali, i sindaci dei comuni capoluogo, un rappresentante dei presidenti di provincia e una delegazione di ministri. Tra i primi dossier all'ordine del giorno vi sarà il piano casa, ma anche la sicurezza, il costo della vita, il taglio della burocrazia e le semplificazioni a sostegno delle imprese, il percorso di riforme sulla strada del federalismo, nonché la revisione dei vincoli europei che incidono sulla competitività dei territori. Insomma, una sorta di strada maestra del rilancio per contrastare l'avanzata del generale Vannacci che supera il Carroccio nei più recenti sondaggi. Non guardo mai le altre forze politiche, guardo alla nostra forza politica che deve parlare con ancora maggior vigore al Paese. Questo penso sia un vantaggio per la Lega stessa, ma penso anche per il Paese che ha bisogno di una forza come la Lega. Ma a chi sta effettivamente strappando voti il generale ex leghista con il suo Futuro Nazionale? Deve chiedere a SVG, a Ipsos, non a me. Noi lavoriamo per la Lega, poi i voti si hanno nelle urne, non nei sondaggi. Dopodiché ovviamente i sondaggi uno li guarda con il dovuto interesse e distacco. Sullo sfondo anche la partita del futuro candidato a sindaco di Trieste, per cui i rimandi al futuro di Fedriga appaiono più vicini a una strategia di coalizione che a una effettiva ambizione in materia. Si prepara per fare magari il sindaco di Trieste qualora la pista romana non andasse a buon fine? No, mi preparo a vedere cosa succede domani e cosa facciamo come regione, dopodiché c'è tempo per tutto. Farò insieme ovviamente
a tutta la compagine di maggioranza a tempo dovuto le considerazioni, ma insomma non vedo urgenze. Ora noi ci andiamo a collegare con Gianluca Paladin che si trova in centro per il corteo antifascista che è partito da poco. Siamo nella zona di Campo Marzio, ma andiamo da Gianluca Paladin sul posto. Buongiorno, anzi buonasera. Buonasera Bernardo. Partito il corteo, qui siamo nella zona di Campomarzio dove hai ricordato tu adesso. In questo momento il Serpentone sta sfilando, è partito da Riva Traiana al varco 1 del porto per capirci, circa 250 persone che stanno sfilando per le vie di Trieste, quindi Riva Traiana, poi Riva Ottaviano Augusto, il percorso tocca via Economo, si procederà poi invece anche per via del Lazzaretto Vecchio, piazza Venezia, sulle rive, e dopo le rive si entrerà in Corso Italia e finito Corso Italia, piazza Goldoni, via Gallina verso via Carducci e poi si finirà in piazza della Libertà. Per quanto concerne il dispiegamento di forze che c'è in questo momento in via Carducci all'incrocio con il viale 20 settembre è appunto per evitare eventuali contatti tra il corteo di antifascisti e invece gli estremisti di destra che, come sappiamo, comunque hanno delle sedi in quella zona. Tra l'altro, da quel che abbiamo capito, stasera è prevista in quella zona una festa anche di Casa Pound. Alcune persone si sono aggregate ai promotori e al corteo di antifascisti, vedo le bandiere del Partito Comunista Rivoluzionario, poi anche ci sono esponenti della CGIL, ci sono anche alcuni esponenti della politica comunale come Riccardo Laterza, consigliere comunale di adesso Trieste. In questo momento tutti stanno sfilando bandiere della Palestina, bandiere contro la guerra, contro il riarmo, gli slogan che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi, in questi anni. Come vedete abbiamo raggiunto, o meglio, stando qui fermi, abbiamo incontrato ora la coda del corteo scortato, presidiato dalla Polizia di Stato in testa e appunto in coda. Questa è la situazione che vi stiamo documentando, un corteo che sfila per le vie del centro di Trieste, circa 250, forse si arriva a 300 manifestanti. L'unica questione che riguarda l'ordine pubblico è in realtà appunto questo forte presidio delle forze dell'ordine nella zona di via Carducci quando si arriva con l'angolo con viale 27, impedire eventuali contatti. Ovviamente la speranza è che tutto vada per il meglio. Questo è quanto vi raccontiamo, vi cedo la linea. Grazie a Gianluca Paladin dell'aggiornamento sul corteo che è partito poco fa e ora stava, come avete visto dalle immagini, passando nella zona di Campo Marzio per poi proseguire nel suo percorso. Rimaniamo in tema politico, come abbiamo prima sentito il presidente Fedriga. Il caso Vannacci, le elezioni comunali della prossima primavera, i controlli ai confini. Il senatore forzista Maurizio Gasparri ha discusso anche di questi argomenti con i giornalisti a margine oggi di un incontro nella sede dell'Ince. A margine dell'incontro con i vertici INCE, il senatore Maurizio Gasparri, Forza Italia, ha conversato con i giornalisti anche su questioni più politiche, a partire da quella che domina le discussioni nazionali, ovvero Vannacci potrà erodere consensi anche ad altri partiti del centrodestra oltre che alla Lega? In Italia tutti possono associarsi in partiti, la Costituzione lo consente, poi l'esperienza degli elettori ha visto come dire, alcune volte velleità, populismi, esagerazioni andarsi a infrangere in spese inutili, in disastri politici, quindi io confido molto nella saggezza degli elettori. Gasparri specifica: la coalizione sta dando vita ad un governo che appunto opera e mette in pratica le sue politiche. C'è una politica estera, c'è una politica della difesa, c'è una politica economica. Io finora vedo degli annunci, uno dice l'Europa potrebbe fare di più, criticare l'Europa è abbastanza facile, gli immigrati sono troppi. Noi stiamo realizzando una politica più severa nei confronti dell'immigrazione, lo fa il governo di centrodestra. E così Gasparri smonta l'ipotetica minaccia. Ho visto un video, credevo che fosse finto, invece era vero, di Vannacci che diceva non si può spaccare il centrodestra, sarebbe un errore, si farebbe un favore alla sinistra. Io quando ho visto questo video ieri, sa, con l'intelligenza artificiale si fa presto adesso a simulare un viso o una voce, invece è vero, per cui ha spiegato Vannacci l'errore che sta facendo, quindi che vuole che... Quindi non polemizzo neanche, sono d'accordo con lui in quel video, insomma.
Né Gasparri è preoccupato per quel che riguarda la coalizione di centrodestra a Trieste, in vista della corsa per la poltrona di sindaco la prossima primavera. Non mi preoccupa la coesione della coalizione che ci sarà, e poi certo bisogna trovare una persona che sia all'altezza di un impegno importante. Trieste deve avere energie forti perché il porto, la sua funzione di cerniera, insomma, è una realtà di cui l'importanza noi siamo ben consapevoli. Gasparri infine così si è espresso in merito alla questione molto sentita dalle nostre parti del controllo dei confini. Noi riteniamo che ci debba essere maggiore attenzione e il nuovo regolamento europeo che è entrato in vigore anche grazie alla pressione italiana consente, non so, trattenimenti più prolungati di 72 ore, consente un'attività dei CPR più tranquilla, consente centri come quello che noi abbiamo fatto in Albania, che alcuni contestavano, che alcuni magistrati non volevano che ci fossero, magistrati italiani, che invece adesso con le regole europee finalmente recepite hanno una maggiore agibilità. Diciamo che una fase di, come posso dire, di nuova definizione di regole europee, e poi si discuterà anche con i nostri vicini dell'area balcanica. La visita agli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone è stata un'occasione importante di confronto con una realtà industriale strategica per il Friuli, Venezia e Giulia e l'intero Paese. Così oggi la sottosegretaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Sandra Savino. Sentiamola. Una mattinata straordinaria alla scoperta di una Fincantieri nel vivo, nell'operatività, nel costruire delle opere straordinarie. Una Fincantieri che è un gioiello del nostro paese, che porta lustro sicuramente anche il nostro territorio. Una Fincantieri aperta al dialogo, alla comprensione anche delle necessità che il territorio regionale e anche quello di Monfalcone necessitano, quindi una mattina di approfondimento e di questo sono molto grata anche per l'accoglienza che ho ricevuto. Nave in aree geografiche, per esempio. Andiamo alla cronaca. Narcotizzate e derubate dall'assassina del ghetto Erika Podmenic. Sentite in aula le due vittime dei raggiri della donna che hanno confermato i fatti al giudice. Vediamo il servizio. Seconda udienza del processo che vede imputata la rea confessa Erika Podmenic, accusata di aver ucciso l'89enne Isabella Tregnaghi nel suo appartamento di Via delle Beccherie il 31 marzo 2025. Giornata dedicata ai testi e alle testimonianze di altre due presunte vittime di Podmenic, le donne di 60 e 74 anni narcotizzate e derubate settimane prima del delitto del ghetto. Infatti Erika Podmenic è accusata anche di lesioni e rapina nei confronti della 60enne e di rapina e tentato omicidio nei confronti della 74enne, ma quest'ultimo capo di imputazione è contestato dalla difesa. In aula le due presunte vittime hanno ripercorso quei momenti. Narcotizzate dopo aver bevuto un caffè e poi derubate. La donna di 60 anni si risveglierà in ospedale, così come la 74enne soccorsa da un ciclista di passaggio dopo essere stata trovata dentro la propria auto ribaltata in un'area boschiva di Conconello. Secondo l'accusa, Podmenic avrebbe lasciato l'auto in folle con la donna all'interno. Una circostanza negata dalla difesa. L'imputata è assistita dall'avvocato Massimo Scrascia. L'accusa è rappresentata dal pubblico ministero Ilaria Iozzi. Continuano i disordini in piazza del Perugino fra schiamazzi, spaccio di droga e degrado. C'è stato un ennesimo blitz notturno delle forze dell'ordine. Sentiamo. Piazza del Perugino preda di maranze e spacciatori. Anche nelle ultime due notti Polizia di Stato e Carabinieri impegnati nella gestione dell'ordine pubblico. Questo video è relativo all'altra sera, controlli straordinari disposti dalla Questura che, come anticipato dalla nostra emittente, ha dato un giro di vite in vista del periodo estivo. E infatti anche l'altra notte è stata sequestrata della droga. Focus sulle piazze calde di Trieste, dove avvengono risse e spaccio di stupefacenti. In questo Piazza del Perugino è sempre protagonista, anche fino alle prime luci dell'alba di oggi i maranza imperversavano con schiamazzi e insulti all'indirizzo dei residenti che dalle finestre chiedevano un po' di pace per dormire. La bella stagione è appena iniziata, il timore è che episodi di questo tipo possano essere sempre più frequenti in tutta la città, ma Piazza del Perugino ha una storia a sé. Traffico di stupefacenti con spacciatori al dettaglio, le forze dell'ordine lo sanno e infatti gli interventi di controllo ormai non si contano più. Si segnalano anche ripetuti passaggi nei bar della zona con il cane antidroga e interventi notturni per stroncare il traffico.
Scontro tra auto e moto questa mattina attorno alle 9 in via Locchi, ad avere la peggio il guidatore della due ruote, un anziano di 80 anni che ha rimediato un trauma cranico e la frattura di un piede. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. L'80enne è rimasto sempre cosciente, è stato stabilizzato sulla barella e portato all'ospedale di Cattinara. Illeso il conducente dell'auto. Sul luogo dell'incidente anche la polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità. Disposta una temporanea deviazione del traffico per consentire le operazioni, l'esatta dinamica dello scontro e al vaglio della Polizia Municipale l'incidente sarebbe comunque avvenuto per una mancata precedenza. Il punto ora sul mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia nel primo trimestre dell'anno. Andiamo a sentire di più nel servizio di Marco Stabile. Il mercato del lavoro del Friuli Venezia Giulia conferma nel primo trimestre del 2026 livelli occupazionali particolarmente elevati. Gli occupati raggiungono quota 532.864, in aumento di 2.799 unità, più 0,5%, mentre il tasso di occupazione si attesta al 70%, consolidando i risultati raggiunti negli ultimi anni. E quanto emerge dall'analisi dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, e l'industria in particolare a mantenere la dinamica positiva, soprattutto sul fronte dell'occupazione maschile, che aumenta di 4.376 unità rispetto al primo trimestre del 2025, accompagnandosi a una significativa riduzione della disoccupazione. Va peggio sul fronte femminile. Le donne in cerca di lavoro passano da 10.851 a 14.952 nell'arco di un anno, mentre il tasso di disoccupazione femminile sale dal 4,4 al 6%. Nello stesso periodo diminuisce l'occupazione femminile, meno 1.577 unità, e si amplia il differenziale tra uomini e donne. L'aumento della disoccupazione femminile si accompagna però a una consistente riduzione dell'inattività, segnale di una crescente partecipazione al mercato del lavoro. Sempre più donne infatti entrano o rientrano tra le forze lavoro senza trovare immediatamente un posto. Cresce anche il numero delle disoccupate provenienti da precedenti esperienze di lavoro, più 2.041, mentre diminuiscono le donne disoccupate dopo un periodo di inattività, meno 1.021. La quota di lavoro stabile sul totale delle assunzioni, inoltre, continua a mantenersi inferiore per le donne rispetto alla componente maschile. A incidere sul quadro contribuisce anche la diversa evoluzione dei settori economici. La domanda di lavoro continua a crescere nell'industria, comparto che rappresenta uno dei principali motori dell'occupazione regionale e nel quale la presenza maschile è più elevata. Più debole appare invece la dinamica di alcuni comparti del terziario, in particolare nell'attività del commercio, del turismo e di parte dei servizi, dove è tradizionalmente maggiore la presenza femminile. Nell'incontro con i vertici dell'iniziativa centroeuropea, l'INCE, il senatore Gasparri, che oggi era a Trieste, ha discusso anche di Ucraina, laddove il segretario generale INCE Franco Dalmas ha rilanciato sull'allargamento dell'Unione Europea ai paesi balcanici. Sentiamo il servizio di Umberto Bosazzi. Argomenti di politica estera sono stati al centro dell'incontro che Maurizio Gasparri ha avuto stamani con i vertici dell'INCE, a partire dalla questione ucraina, del resto da tempo al centro del lavoro dell'iniziativa centroeuropea. Ovviamente è interesse di tutto il mondo libero difendere uno Stato che è stato aggredito e che ha dimostrato anche di saper reagire, quindi gli ultimi fatti speriamo inducano anche i russi alla realtà, al realismo e a rinunciare a un'offensiva che si sta rivelando una catastrofe. Gasparri, favorevole al corridoio IMEC, nel contesto del conflitto russo-ucraino, ha indicato un passaggio per certi aspetti dovuto e fondamentale. Dando, come dire, la precedenza a chi già assolto a numerose condizioni, perché l'ingresso in Europa comporta regole, normative, adeguamenti vari, ma apertura generosa verso l'Ucraina. In questo anche l'INCE può svolgere un ruolo importante. Il passaggio all'INCE di Gasparri è stato un altro tassello del rilancio dell'istituzione, un rilancio che, lo sottolinea il segretario generale Franco Dalmas, passa attraverso la stessa governance dell'iniziativa. L'INCE oggi ha un vice segretario che
espressione del governo ungherese, un vice segretario generale che è un'ambasciatrice serba e un vice segretario generale che è ucraino. Quindi all'interno dell'INCE abbiamo riunificato l'Europa. Dal Mars poi ha ribadito ancora una volta la necessaria attenzione che il nostro Paese, a suo dire, deve riservare a quelli balcanici, in un'ottica ampia di integrazione europea. Devono essere portati all'interno di un sistema che è quello europeo per il quale stiamo lavorando. Quindi l'Europa è fatta di Stato di diritto, di libertà e di democrazia. Tutte queste condizioni devono essere realizzate anche nei paesi dell'Est Europa. Per questo è nata l'INCE e su questo l'INCE sta lavorando. Dopo settimane di polemiche circa il futuro dello Stadio Rocco, sia sul fronte calcistico che per quello dei concerti, l'annuncio del cantautore Olli sulla sua data zero a Trieste nel giugno del 2027, il prossimo anno, rappresenta la prima concreta notizia di prospettiva sull'impianto dedicato a Nereo Rocco. Olli a Rocco, ma viene anche Benji? La battuta è terribile e rimanda al mitico cartone animato giapponese, ma circola già nei bar triestini dopo l'annuncio che il cantautore genovese debutterà con il suo primo tour negli stadi, in quello dedicato al Paron, l'11 giugno 2027. La classica data zero, come nelle precedenti annate per Maneskin, Max Pezzali e Ultimo, che però diventa notizia non solo in ambito musicale, considerando che rimane aperta la trattativa per la concessione dell'impianto alla Triestina senza avere chiarezza su quello che succederà, ma anche pensando alle polemiche innescate in particolare dal Partito Democratico circa il mancato utilizzo dell'impianto nell'anno in corso per i concerti, in una situazione sempre più desertica circa l'appeal dell'Arena. I biglietti per l'esibizione del cantante sono già in vendita su Ticket One. Il calendario dell'artista, che alterna il cantato al rap ed ha trionfato al Festival di Sanremo con il brano Balorda Nostalgia, prevede poi passaggi a Torino, Bologna, Milano, Roma, Bari e Padova. Stando a quanto già fatto sapere dall'assessore alla cultura Giorgio Rossi alla nostra emittente, lo stadio ospiterà 2 concerti l'anno prossimo. Si attende dunque di capire quale sarà il secondo, mentre altri 2 avranno come cornice Piazza dell'Unità. Ci fermiamo per la pubblicità, rimanete con noi, a rientro avremo ancora altri servizi. A tra poco. Trovati con il telegiornale. Prima del prossimo servizio vi ricordo nuovamente l'appuntamento di questa sera alle 21:10 con Ring. In prima battuta un'intervista condotta da Ferdinando Varino con l'onorevole Anna Maria Cisinta, europarlamentare della Lega, poi il dibattito in studio con Everest Bertoli della Lega, Stefan Ciocc del Partito Democratico, Ugo Rossi di Futuro Nazionale, Antonio Lipolis di Fratelli d'Italia, Giorgio Sclip della lista Russo. Franco. Il sondaggio di questa sera a Ring: Vannacci farà perdere il centrodestra? Per dire sì 0422 16 26 691, chiamata gratuita; per dire no 0422 16 26 690. 3 anni di lavori e fondi PNRR per restituire al pubblico l'antica strada carrozzabile di Miramare. Presentati oggi i risultati del restauro strutturale, architettonico e botanico. Un intervento che ha restituito alla fruizione pubblica una delle aree più suggestive e al tempo stesso più fragili del parco di Miramare. Dopo 3 anni di lavori e grazie a 2 milioni di euro, frutto di un finanziamento del PNRR, si è concluso il progetto di recupero dell'antica strada carrozzabile, del comprensorio storico con il restauro delle gallerie, il consolidamento delle strutture murarie e un ampio intervento di riqualificazione botanica e paesaggistica, con la piantumazione di più di 300 conifere. I risultati dell'opera sono stati illustrati questa mattina nel corso di un convegno ospitato nella Sala del Trono del Castello di Miramare, occasione per fare il punto sul percorso che ha portato alla riapertura di un tratto rimasto a lungo inaccessibile e sul valore storico, ambientale e culturale dell'intervento. Sono stati anni di lavoro. Il cantiere è stato finanziato nel 2022, i lavori iniziano nel 2023, dopo tutta la progettazione esecutiva. Sono stati anni molto intensi, abbiamo lavorato sia sull'aspetto botanico che sulla conservazione delle strutture vere e proprie, quindi gallerie e muri di contenimento, e abbiamo
lavorato sulla riconfigurazione architettonica dei luoghi. È l'antica strada che collega le scuderie del castello fino fondamentalmente alla stazione di Miramare, quindi è una bellissima strada in pendenza da cui si gode uno spettacolo straordinario. Insiste su un'area chiusa al pubblico da una quarantina d'anni almeno, dell'estensione di circa 2 ettari, e quindi in questo modo noi andremo a riaprire interamente il parco alla pubblica fruizione. Questo è solo uno, non dico uno dei tanti perché è un lavoro molto importante, perché è anche uno dei lavori più visibili. Stiamo completando anche il lavoro per l'efficientamento energetico e saranno poi accessibili dei percorsi per ipovedenti, i cosiddetti sentieri parlanti, che permetteranno a tutti, appunto anche agli ipovedenti, di seguire in autonomia dei percorsi nel parco e nel castello. Quindi questo, che riguarda in particolare la strada carrozzabile, è un altro degli interventi che rendono il castello sempre più ampio nella sua offerta al pubblico, il parco sempre più percorribile, e quindi diciamo, io che ho raccolto questa eredità non posso che esserne molto soddisfatto. Sarà il Lohengrin di Richard Wagner ad inaugurare a novembre la prossima stagione del Teatro Verdi. Ieri la presentazione al pubblico unitamente al cartellone sinfonico che partirà a settembre per continuare fino a maggio. Sarà una stagione che continuerà la tradizione del teatro di proporre accanto ad opere molto popolari delle novità assolute, e continueremo nel cercare di valorizzare grandi artisti, grandi registi. La stagione lirica del Teatro Verdi si aprirà il 13 novembre prossimo con un nuovo allestimento del Lohengrin di Richard Wagner, sul podio Enrico Calesso. A dicembre seguirà lo Schiaccianoci, a gennaio un'altra produzione propria del Verdi, il mozartiano Don Giovanni, diretto da Pierluigi Pizzi, sempre Calesso sul podio. Si prosegue con l'Elisir d'amore di Donizetti, a dirigere Damiano Micheletto, quindi la Bohème di Puccini, e in aprile un'ulteriore collaborazione con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, incentrata stavolta sulla figura di Giovanna d'Arco. Paolo Valerio dirigerà Giovanna d'Arco al rogo di Honegger su un testo di Paul Claudel, e Jeanne d'Arc, da intendersi all'inglese, un'opera di Fabio Vacchi andata in scena per la prima volta nel 2024. Un dittico sul tema di Giovanna d'Arco che vedrà impegnata anche la prosa, un po' sulla linea di quello che abbiamo sperimentato con grande successo quest'anno con Romeo e Giulietta. A maggio il Verdi realizzerà un nuovo allestimento della Ida di Giuseppe Verdi, direttore d'orchestra Hordi Bernasser. A giugno la stagione si chiuderà con La Norma di Vincenzo Bellini, diretta da Federico Tiezzi, con il ritorno di Daniel Oren. Una particolare attenzione dedicheremo alle star della nostra città, ai nostri concittadini. Ci sarà Antonino Siragusa, ci sarà Daniela Barcellona. La stagione sinfonica, che dal 20 settembre e per la prima volta da tempo seguirà l'Arco Solare per concludersi nel maggio del 2027, sarà strutturata in 11 appuntamenti, i primi 2 in collaborazione con la Società dei Concerti nell'ambito del Festival di Trieste Il Faro della Musica, e proporrà per quasi ogni appuntamento un brano di compositori contemporanei. Si comincia quasi doverosamente con Ezio Bosso e Maurice Ravel. E quindi offriremo una proposta molto ricca e molto completa, sia di musica lirica che di musica sinfonica. Il Generali Convention Center di Trieste ospiterà dal 23 al 25 settembre il 70° Congresso Nazionale degli Ingegneri. Vediamo. Trieste si prepara a diventare per 3 giorni la capitale dell'ingegneria italiana. Dal 23 al 25 settembre il Generali Convention Center ospiterà infatti il 70° Congresso Nazionale degli Ingegneri, richiamando nel capoluogo giuliano oltre 1000 professionisti provenienti da tutta Italia. L'appuntamento, organizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri insieme all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trieste, vedrà la partecipazione dei delegati di 106 ordini territoriali, rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, della ricerca e dell'industria. Il tema scelto per questa edizione è Nuove frontiere, nuove responsabilità, con un confronto sulle grandi trasformazioni che stanno interessando la società e il sistema produttivo. Veniamo a Trieste perché Trieste è una città di frontiera e noi affrontiamo il tema delle nuove frontiere dell'ingegneria, che si sviluppano soprattutto nel terzo settore, il settore dell'informazione, che diventa determinante non solo per l'informazione stessa, ma per tutto quello che succede e accade nelle altre ingegnerie. Ormai la digitalizzazione è diventata un elemento essenziale per lo sviluppo del Paese
e noi dedicheremo gran parte dei nostri approfondimenti a questo tema che diventa sempre più importante e sensibile. Spazio anche alle prospettive della formazione universitaria e all'evoluzione delle iscrizioni ai corsi di laurea in ingegneria, in un contesto che vede cambiare interessi e orientamenti degli studenti. Siccome nell'ultimo decennio si sono sviluppate varie nuove ingegnerie che attraggono molto di più i giovani che vanno a iscriversi alle facoltà, il numero totale degli iscritti in ingegneria è pressoché stabile, forse addirittura in leggero aumento, ma ci sono alcune delle ingegnerie storiche, mi riferisco ad esempio all'ingegneria civile, che invece stanno vivendo un momento di crisi, io le chiamo di vocazioni, cioè c'è una riduzione di persone che si iscrive ad ingegneria civile, ingegneria elettrica e anche ingegneria meccanica. Era l'ultimo servizio del nostro telegiornale, non mi resta altro che salutarvi e augurarvi buona serata.